Allora, eccoci qui, l'avete sentita, la nostra sigla di apertura della nostra campagna Come mi curo, ve lo ricordavo in anteprima, campagna in apertura di trasmissione, scusate, campagna che curiamo insieme allo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto. Quest'oggi con me in studio c'è il dottor Umberto Basso, che è il direttore medico di Oncologia 1 allo IOV. Buongiorno, grazie di averci raggiunto. Quest'oggi con lei parliamo di neoplasia alla prostata, tumori alla prostata nella fattispecie. Prima di venire a fare una chiacchierata, noi abbiamo preparato una scheda, l'ha fatto Elisa Billato, la invito a guardarla con noi. Uno dei tumori più diffusi nella popolazione maschile, il tumore della prostata, rappresenta circa il 15% di quelli diagnosticati nell'uomo. I dati recenti parlano di 36.000 nuovi casi l'anno in Italia. Le percentuali di guarigione e sopravvivenza a lungo termine sono anche molto elevate, superiori all'80%. Si stima che nel corso della propria vita un uomo su 8 nel nostro paese ha la probabilità di ammalarsi. Questa ghiandola, presente solo negli uomini, in condizioni normali ha la dimensione di una noce, ma con il passare degli anni o a causa di alcune patologie può ingrossarsi fino a dare disturbi soprattutto di tipo urinario. Questo tipo di tumore ha origini proprio dalle cellule presenti all'interno della ghiandola, che cominciano a crescere in maniera incontrollata. Uno dei principali fattori di rischio è l'età. Le possibilità di ammalarsi sono molto scarse prima dei 40 anni, ma aumentano sensibilmente dopo i 50. Altro fattore di rischio è la familiarità, ma anche lo stile di vita. Per questo i medici raccomandano di aumentare il consumo di frutta, verdura e cereali integrali e ridurre quello di carne rossa, soprattutto se grassa o troppo cotta, e di cibi ricchi di grassi insaturi. È buona regola inoltre mantenere il proprio peso nella norma e mantenersi in forma facendo ogni giorno attività fisica. Allora, dottore, lei lavora allo IOV nella unità di oncologia che è diretta dalla dottoressa Zagonel. Abbiamo visto la nostra scheda curata, insomma questo tumore è diffuso abbastanza ampiamente, però ci sono margini di convivenza con questo tumore. Certo, intanto salve a tutti e buongiorno e ben alzati. Allora, il tumore alla prostata è il tumore più frequente nel sesso maschile. In Veneto ci sono circa 3.700 nuovi casi all'anno. È una neoplasia quindi molto frequente, però nel suo ambito ci sono varie forme. Ci sono forme anche prevalenti, molto tranquille, tra virgolette, quindi hanno un decorso che è molto lento e quindi attualmente abbiamo che la maggior parte poi dei pazienti affetti da questa malattia vive oltre i 5 anni, più del 90% dei pazienti vivono oltre i 5 anni, quindi è una neoplasia con cui nella maggior parte dei casi si riesce a convivere e si può avere anche una vita normale e portare avanti le proprie attività. Diceva dei casi 3.700, sì. L'incidenza poi a quanto ammonta, se possiamo fare un ragionamento anche su questo? Sì, sono circa 3.700 casi in regione, in Italia ci sono circa 40.000 casi all'anno e questo è il numero dei nuovi casi. Poi ovviamente c'è la quantità complessiva, il numero complessivo di pazienti che hanno avuto questa diagnosi ma che portano avanti la loro vita quotidiana. In Veneto sono probabilmente più di 40.000 persone che convivono con questa malattia. L'andamento di incidenza è variabile nel corso degli ultimi anni perché era in aumento fino a qualche anno fa, adesso è lievemente in riduzione per complessi motivi che oggi non possiamo qui discutere, però lo stiamo monitorando. Gli epidemiologi stanno controllando e ci daranno poi continuamente i dati aggiornati su questo fenomeno. Ecco, gli screening funzionano? Come funzionano? Allora, per il tumore alla prostata penso che molti dei nostri ascoltatori sapranno che c'è un test che è il PSA, un esame del sangue molto semplice che si può fare e che può essere una spia della presenza di neoplasia della prostata, però è un esame che comunque rimane ancora un po' aspecifico, va comunque interpretato con molta attenzione, quindi sempre discusso con il medico e vari studi che sono stati fatti hanno dato un po' di risultati controversi per quanto riguarda la possibilità che facendo il test su tutta la popolazione si possono avere dei risultati a lungo termine in termini di sopravvivenza. Quindi al momento rimane ancora
controverso se farlo o non farlo, quindi non si può raccomandare a tutta la popolazione, non si possono mandare lettere alla popolazione maschile dicendo di fare il test, ma ogni persona, ogni uomo deve valutare un po' col proprio medico di base e con lo specialista urologo, forse la cosa migliore, l'opportunità se fare o non fare questo test in base anche alla propria familiarità, alla presenza di altri casi in famiglia, che è uno degli elementi di rischio che quindi potrebbe portare di più l'indicazione a fare il test. L'importante è non metterlo come test nella batteria di esami del sangue che magari vengono prescritti così come controllo, e soprattutto evitarlo di fare ai pazienti anziani, magari sopra i 75 o gli 80 anni, dove assolutamente non è dimostrato che sia utile e che possa impattare sulla sopravvivenza. L'ultima domanda, dottore, giusto per capire il quadro, parliamo anche di nuove frontiere, insomma, su cosa state lavorando allo IOV e che cosa ci date come speranza? Certo, allora il tumore alla prostata è una delle neoplasie che proprio negli ultimi anni, negli ultimi 5 anni, ha avuto un impulso notevole sulla scoperta di nuovi farmaci, di nuove prospettive terapeutiche, sia terapie ormonali, terapie radiometaboliche, chemioterapia, adesso anche terapie mirate sulle alterazioni genetiche. Noi allo IOV abbiamo vari programmi di ricerca per il tumore della prostata, quindi sperimentazioni su nuovi farmaci, e anche con i laboratori stiamo studiando anche nuovi fattori predittivi di risposta, per cui un messaggio che do a tutti i pazienti che hanno questa malattia, che si sta facendo veramente molto, che quindi la ricerca sta andando avanti e quindi devono essere fiduciosi che un po' alla volta cerchiamo di aiutare queste persone a portare avanti la malattia, a convivere, e poi si spera in futuro di avere anche qualche opportunità di prevenzione efficace e quindi di impedire proprio l'insorgenza di questa malattia. Bene, grazie al dottor Umberto Basso, grazie per questa chiacchierata. Grazie a voi. Noi proseguiamo con ancora la nostra rassegna stampa.